stampa greca ANA e della TV greca Alfa. E torniamo in Italia. Ci sono opere pubbliche che nascono anche come un messaggio politico in un certo senso. La Pedemontana è un grande progetto che attraversa tutto il nord da Alpi a Alpi. Oggi è stato aperto il primo cantiere in Veneto, è un progetto al quale la Lega è sempre molto tenuto, e saluto il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia. Buon pomeriggio, Presidente. Buonasera a tutti, buonasera. Benvenuto. Senta, ci spieghi innanzitutto che percorso avete cominciato a aprire stamattina? Guardi, si tratta della più grande infrastruttura del Veneto, sono 94 km e mezzo e unisce sostanzialmente est-ovest due province, la provincia di Treviso con 14 comuni e la provincia di Vicenza con 22. Avremo 16 caselli nei 94 km e mezzo, 36 gallerie e ben 70 comuni, questa è una grande novità, esentati dal pedaggio, tutti i comuni con termini al tracciato. Direi che è un'opera esemplare che... Cioè si entra, non si paga, e sostanzialmente è un'autostrada un po' anomala, i comuni limitrofi non pagano? Non pagano e tutti i residenti e nelle immediate vicinanze dei caselli hanno il transito gratuito per entrate e uscite nei 21 km. Consideri che su 94 km e mezzo ci sono 16 caselli, vuol dire che comunque l'autostrada è gratuita. Il progetto è molto più ampio, ricordiamolo, perché ricalca un po' quello della TAV, anche per questo ci sono alcune polemiche, anche le città sono le stesse: Lione, Torino, poi ovviamente Milano, poi abbiamo detto Treviso, Vicenza, si va verso fino a Budapest poi. Guardi, questo è il corridoio 5, quindi si parte da Lisbona e si arriva a Kiev. L'idea europea è quella di avere un asse di grande transito, e questo va in questa direzione, di attraversamento est-ovest di tutta l'Europa. Noi abbiamo dato il nostro contributo, è un'opera che vedrà cantieri per 5 anni, 2200 dipendenti, lavoratori occupati, che oggi è preteso che fossero seduti nelle prime file i nostri lavoratori, una nutrita rappresentanza, è un'opera da 2 miliardi 130 milioni di euro. Senta, Presidente Zaia, quando è nato l'attuale governo, Bossi disse a Castelli, che nella precedente esperienza della Lega al governo era ministro di giustizia, quindi ministro di Serie A, gli disse sostanzialmente: tu ora occupati della Pedemontana, perché ovviamente è un progetto alla quale la Lega tiene molto. Le vorrei chiedere, ora che questa fase politica è agli sgoccioli, che bilancio potete trarre da questa esperienza, anche perché il federalismo è ancora più una proposta che un fatto? Guardi, il federalismo è la via di uscita, noi possiamo sottolineare l'acquisto dei BTP, possiamo controllare gli spread, ma questo paese ha 1900 miliardi di debito pubblico perché qualcuno ha vissuto da cicala e qualcun altro ha pagato i conti facendo la formica. Quindi se si vuole il federalismo si sa che l'unica via di uscita, che sia Mario Monti o che sia qualcun altro che andrà a governare, a dirigere la squadra di governo, sa benissimo che la vera partita è risolvere il problema degli sprechi in questo paese. Dall'altro devo dire che noi siamo in amministrazione e siamo convinti che la parola deve essere mantenuta. Chi le parla ha avuto tutte le cariche amministrative possibili e immaginabili in questi 20 anni. Io ho sempre cercato di mantenere la parola. Questa superstrada che oggi vede la posa della prima pietra è una superstrada che ho seguito negli ultimi 15 anni, per dirle. L'ho seguita da assessore provinciale, da presidente della provincia, da ministro e da vicepresidente della regione. A proposito di questa opera, ma per tornare a fare anche altre opere, la Lega pensa che bisogna continuare a lavorare con Berlusconi? È questa la vostra rotta? Guardi, il problema per fare le opere non è un problema con chi lavorare, il problema oggi è di risorse, perché noi oggi inauguriamo questa opera, questa posa della prima pietra con un progetto di finanza, il che significa che un privato ti fa l'autostrada e poi guadagna, si riporta a casa le sue risorse con i pedaggi. Noi al nord, noi in Veneto potremmo, con le tasse che paghiamo, pagare non solo i pedaggi ai cittadini, ma magari fare anche le dorature e i guardrail. Questo non accade perché qualcun altro ci impone invece di dare le tasse a Roma, e questo non ci va più bene. Comunque cerco di riassumere, al di là dei nomi, della politica a Roma, voi restate ancorati al vostro progetto federalista, alla vostra lotta agli sprechi, i nomi vengono dopo, riassumo bene? Guardi, lungi da me di entrare nella partita romana, anche perché, come amo sempre a dire io faccio l'amministratore, mi sono sempre occupato di amministrazione. Per quel che ci riguarda, noi sappiamo che questo paese comunque ha bisogno di federalismo e autonomia. Mi lasci mutuare
una frase che mi viene in mente ora di Einaudi, che presentando la Costituzione repubblicana nel 48, Einaudi è stato padre costituente, disse che il risorgimento sarà concluso quando tutti avranno la loro autonomia. Io ho ancora l'impressione che il risorgimento non sia concluso. Allora ci dica allora invece quando sarà conclusa la Pedemontana inaugurata, i cantieri inaugurati oggi? Guardi, 5 anni, quindi il risorgimento della Pedemontana si concluderà contratto fra 5 anni. Tra 5 anni. Grazie allora davvero Luca Zaia, Presidente della Regione Veneto, grazie per essere stato con noi. A questo punto ci sta benissimo, diamo la linea a Onda Verde.